Quale salve a tutti, buonasera amici di YouTube, di nuovo insieme a noi con il nostro TG Sat, con la meravigliosa compagnia di Maria di Travane. Ciao ciao. Dopo mi sei congiata stasera. Ma perché? Non ti... sei congiata? Perché mi piace? Perché c'hai pure le corna. Ho visto che c'è le corna. Perché? So, forse perché sta arrivando Carnevale, siamo ormai agli sgoccioli. Meglio di sapere. Voglio dire, brava. Ok. Vabbè, e allora che facciamo? Sì. Cominci tu No, tu. Vuoi leggere no, tu? Lei le commenta sempre a suo modo, va bene, vediamo cosa succede stasera. Allora, anziana siciliana riceve pensione da 0 euro, un'incredibile notizia che viene dalla Sicilia, lascia l'amaro in bocca. Un'anziana pensionata di 87 anni, infatti, ha ricevuto un assegno pensionistico di ben 0 euro. La donna che vive a Ribeira, in provincia di Agrigento, ha una pensione che solitamente ammonta a 572,45 euro, una cifra non di certo sufficiente per sopravvivere. Oltre a danno, però, la beffa. Questo mese, infatti, la pensione della donna è stata di 0 euro. A causa delle decurtazioni delle tasse che hanno praticamente azzerato l'importo della sua già esigua pensione. Precisamente ne sono stati sottratti 138,50 euro di IRPEF 2012, oltre a 322,94 euro di acconto IRPEF 2013. Questo non sarebbe l'unico caso che si è verificato in Sicilia e in Italia in questo periodo. Lo stesso è accaduto a un insegnante in pensione di Palermo che dopo le varie decurtazioni ha ricevuto un assegno di 2 euro. Insomma, è la fine del mondo praticamente. Insomma. Ma vedi cosa succede? Come siamo ma che combina? Chi è anziana? È anziana che cosa? Hanno tolto la pensione 0 euro. È andata. No, allora scusate. I corna ci sono, i corna. Non parliamo di corna, che c'è? Ma che fa? No, tu stai. Ma che fa? Ma che fa? Sai chi stiamo? Non ho capito bene. Questa. Ma che combina? No, non è questa pensionata è andata a prendere la pensione, no? Ma no! No, e ha trovato 0 euro, ma tu l'hai presente? 0 euro? 0 euro, dove prendeva 570 euro, cioè neanche le servivano per sopravvivere. 0 euro di pensione, secondo te? Chi si sono i coin? Ma corna di chi, scusa, di cosa stai parlando? Ma che combina le coin? Ma che combina sa cristiana? No. Ma che combina? Non ho capito stavolta, non ci siamo capiti, no. Ma che combina sa cristiana? Tu sei una pensionata, vai a prendere la pensione. Ma come da sola? Tu fai finta che sei pensionata, vai a tirare la pensione. Sai che devi prendere 570 euro e non ti dà soldi. E perché? Perché gliel'hanno tolti qui dalle tasse, dalle cose, quella si trova senza soldi. Senza soldi? Senza soldi, a posto delle... E pagare tasse? Già gliel'hanno presi, questa per sopravvivere con 0 euro, come fa? Se tu fossi una pensionata, come ti comporteresti? Cioè arrivi lì allo sportello, dico, mi dà la pensione per favore, e quindi signora guardi c'ha 0 euro, tu che fai? Tu pensionata che fai? 0... Ti rassegni e te ne vai a casa senza soldi, no? Non ti arrabbi, no. Ma non dare i soldi! Da chi li vuoi? Perché mi hanno dato i soldi perché io la va a pagare! Alla posta a chi ti rivolgi? Che fai? Ti metti a gridare? No, gridare no, ma non dare i soldi e basta! Perché io poi devo pagare! E chi te ne vede che la signora non ha soldi lei? Non posso dare nulla. Soldi, Di chi ti lamenti? Perché succedono queste cose? Succedono perché... sono cose serie veramente che succedono soltanto a sta pensionata, ma a tutte le pensionate. Succede per tutti, però mi sono tornata perché devo pagare. Vai dalla posta, dell'impiegato e batti i pugni. Pugna, certo, mi la va a dare e basta, o sì o no? Ora state attenti perché questa qua è pensione serie, da qualcuno si deve guardare soldi, a quanto pare. E allora, anzi, intanto queste cose succedono e non c'è da scherzarci. Allora, un'altra notizia un po' particolare, forse non conosciuta qui da noi: resistere alla crisi, professioni fai da te. Tuo marito non può? Chiama il marito in affitto. Quando il marito non è presente in casa, chiama il marito in affitto. Iniziativa incredibile che ha molto successo. È un'idea per un marito pensionato o per chi è in cerca di lavoro. Il costo della prestazione
può essere quella di aggiustare la tapparella, la maniglia della porta e di soltanto 30 euro l'ora. È proprio vero, quello che non si può comprare si può affittare. E mandiamo il servizio di Maria di Trapani. Buonasera. Buonasera, sono Maria di Trapani. Buonasera, Come si chiama? Concetta. Ma lei che è sposata? Sposata e separata Ah, separata. È stata sola? con le mie figlie. E quanto figli ha? 6. 6 figlie. 6 figli. Chiavi cose rotte a chi c'è a casa? Cose rotte? Al momento Palazzo Gare, perché è tutto case popolari, quindi ci sono problemi. Ma anche puoi chiamare il tubista, elettricista? Tubista, esercista, se c'è mio figlio che mi Qualche rubinetto, lavandino? li aggiusta mio figlio, ma O di abbiamo da casa? O no, la maniglia? queste cose le sistema mio figlio perché Vedere chi c'è, io ci do belle. abbiamo crisi e quindi A crisi c'è, però per dare. possiamo Ma i consigli ci do. no, mio figlio sistema. E chiama un marito che c'è l'affitto. No, e l'affitto. C'è un cristiano che ci aggiusta tutte le cose. C'è mio figlio che mi aiuta a sistemare le faccende di casa. Però ci fa tutte le cose, però si piglia 30 euro. No, mio figlio non si prende niente perché mio figlio è a casa con me e quindi sistema lui. E ci aggiusta tutto, rubinetto, lavandino, la maniglia le botte. Ma sa fare tutto? Non ne ho bisogno. Vabbè, grazie. Ma ci aggiusta tutto? Sì. Però si Ora piglia 30 euro. non lo so, dipende, non prende quanto prende. Rubinette. Non so quanto prende, non lo so. Non lo sai? Non lo sai, io lavoro patrona mia. 30 euro, lo dico io. Ah, 30 tu euro. prenda. Se c'è bisogno, chiamo. Rubinetti, lavandino, tutto. Sì. Chiama tutte le cose rotte e ci fa tutto. Però si piglia 30 euro l'ora. Lo dico io. Sì, io dico alla patrona mia, non pot io una iniziativa. Va bene. Bene, se- Chi c'ha tutte le cose rotte a casa? Però ci fa tutto, lavandino, rubinetto, se prende 30 euro l'ora. No, guardi, no. E caffè poi ci fa. Buonasera, Maria di Trapani. No, Maria, Si può. Poi porto chi c'è. come sta? A posto, ci porto chi c'è. Ma disturbo? No, non disturbi. E nave cose rotte. Cose rotte, naio, cose rotte. Rubinetto, lavandino. Abitare a casa, lo sai. C'è un cristiano che ti fa tutto. Ma che dice? Ti aggiusta tutto. Ma disoccupalle? Non lo capisco, cosa dici? Marito che c'è l'affitto. Un marito che c'è l'affitto. Perché ti fa tutte cose. Ah, l'avevo sentito dire, sì. E quindi? Ti fa tutto. Tutto, e tu sei sicura? Si piglia 100 euro l'ora. Ma che dici? Può essere mai? 100 euro l'ora si piglia. 100 euro l'ora si piglia. Ti piace? Sì, con 100 euro fa tutte cose. 100 euro l'ora. 100 euro l'ora? A posto allora. L'affitto? E caffè ci fai. O il caffè? E se ne va. E se ne va. Ma sicuro è. Come sicuro è? Ma che mi fa ridere? Ma sicuro che se ne va. Certo che se ne va. Ma aspetta caffè, ma si piglia caffè, però a me non se ne va. Ma sicuro? Ah, sicuro. Boh, ma sicuro 100%? Al 100%, stai tranquilla che se ne va. Non le chiavi. Vogliamo parlare di questo servizio con il piacere di avere qui con noi il famoso regista Primo Denaro che ha realizzato un filmato con la nostra redazione. Buonasera. Sta? Come state? Bene. Maria, ciao Maria. Piacere, Maria. Buonasera. Ciao Monia. Monia, no, Monia, No, non è Monia. Io ci vedo malissimo, vedo poco, mi hanno messo questi occhiali e questo cappello per fare Fellini qua, per fare il regista. Ma insomma, io invece sono qua invece per farvi compagnia e commentare insieme a voi. Per me mi fa piacere. Ho visto il servizio che hai fatto Hai lì visto al il servizio? mercato, meraviglioso. E Sì. che poi tutte queste donne che ti hanno detto queste cose su questo marito in affitto, tu come la pensi? Ma tu come la pensi? Certo, lei come la pensi? Vediamo Ma come certo, pensa come lei. fanno tutte queste le donne che hanno fatto l'affitto? Ma io come un marito pensionato o lavora?
Se io non ho in casa il marito che sa fare i lavoretti di casa, che lo sa aggiustare, chiamo questa agenzia, mi mandano un bel fustaccione che mi aggiusta la manetta. Ti piace il fustaccione? Che vuoi, uno vecchio vuoi? No, quale vecchio? Ti mandano un bel ragazzone che lì aggiusta la tapparella, ti aggiusta lo sportello. Ma tu hai intervistato un sacco di Pure la manica alla botta. Certo. Tutto si può fare della casa, uomo. Esatto. Ma dico, le interviste lei già le ha fatte, insomma, no? Hai fatto già le interviste con le persone ma a te piacerebbe avere, vabbè, lei non è sposata, ma dico, il marito in affitto non serve solo a chi è sposata, ma a chi è single. Tu non sei single? Sì. E se non lo so, hai il problema della tapparella, chi te te lo la fa? fai aggiustare a te, ti Certo, aggiusta la quando- tapparella. Chi te lo fa allora a te? Un marito la va a fare. Se tu il marito non ce l'ha, se non ha tempo, per come ho detto io nella notizia di poco fa, se non ha tempo e hai un problema in casa e tu non riesci, non lo chiameresti pure tu il marito in affitto? Certo. Ma che ci faresti con sto marito in affitto? Solo aggiustare la tapparella? Poi non è che fai altre cose che non si No, ma il possono caffè dire. glielo prepari, Maria? Ma il caffè glielo prepari, no? Sì, caffè sì. Perché Maria Basta. la cosa nasce Poi cosa, non si basta. può mai sapere quello che succede nella vita, che poi quello è No, Maria, simpatico, non ti fa un ridere così. avance e tu No. cedi. Maria, Oh, non so ridere. Questo sorrisino fa capire, insomma, No, che io invece- sogno. sogno corretta. Oltre il caffè, nulla. Acqua, sapone, come dice mia madre, sogno. Femmina a Perfetto. modo. Sì, sì. Ah, Vabbè, non si può mai questa è importante. sapere. Se questa persona viene a casa ed è libera, può capitare. sì. No, non fare niente. Ma scusa, ma tu non sei in cerca dell'anima gemella? Sì, sogno di Senato. Io voglio cominciare a fare cose serie. Oh. Di carattere mi racconto. Tu vuoi bene a me, voglio bene a Ito. E a me si travaglino. Vedi, E poi e come fa a mantenere a me? Una semme banane. Ma tu gli dai 30 euro e lui mantiene a te. Come fa a mantenere a me? Come fa? E così è la vita, Maria. Uomo deve mantenere o la moglie o la compagna. Come fa a mantenere? no, perché scusami? La donna- Ognuno sa a mangiare. Ma la donna deve pure lavorare. Suonava a soffrire e andiamo a raccogliere carattere. Va bene. Non si va può bene. mai sapere. Maria. Va a finire- Che è successo? Faccio sempre un provino, un ciak a lei ormai è Sì. la nostra diva. Per cui ogni tanto ciak, Maria. Sì, sì. Sì? Degli orari dei pullman? L'orario di pullman e di Non c'è campo. niente. Non c'è Io niente. domani devo prendere il pullman che va a Palermo, a che ora è? L'orario c'è. Un ginnè. I pullman ci sono, che orario fa? Un ginnè. L'ultima volta che sono venuto qua mi hai fatto andare a piedi da qui fino a chissà dove, perché non c'era i treni un Gennei, i pullman Gennei, a piedi sono andato. Perché l'orario un ginnè? E tu che fai? Tu sai devi sapere gli orari, mi dovevi dire. Ma ti dai un orologio. A che ora si fatta mattina? Ma tu sei la memoria storica di questa trasmissione per gli orari. Io devo dare l'orologio di che ora so? I 9, 9 e mezza, i 10, 10 e mezza, l'11, alla 3 l'orario alla Scusami, di mattina. qua a Palermo quanto ci vuole? Ci vuole una mezz'oretta, ci vuole camminare. A Ci piedi, vuole. a piedi anche 2 giorni. Senti perché si preparano i primo e perché partono, e ti ingagliano, e un giorno se ne vanno i pullman. Che Avete ci posso capito fare? nulla? Capirete poi più avanti, quando vedete, Chi ci quando sono? vedrete il cortometraggio che prossimamente andrà in onda. Cichi. Abbiamo allora? un diavoletto questa sera, un diavoletto questa donna. Ma dico, la togli questa maschera, no? Toglila un po'. Perché? Queste le lasci e questa la togli. Perché? No, così ti vedremo in maniera diversa. Ah, hai visto? Bellissimo. E allora, noi abbiamo finito. Lei, scusa, ha qualcosa da dire? No, signor io sono Denaro? qui di passaggio, sono passato qua per vedere come stavate, state bene, vi vedo Sì, bene, bella sì, in forma, bella, sì, bella in carne. Metti a carne a fare l'ossa. Poi, scusa, mi viene in mente una cosa. Tu che dici a tutti di andare in palestra, tu ci vai in palestra? Eh? Ci vai in palestra tu? Palestra fa bene. Sì, ma tu ci vai, tu lo dici, lo consigli agli altri, tu ci vai sì o no? Io ci vado, E mi dare cosa- con voi, e quale strumento utilizzi? Quale Ah, ma lei c'ha tutte le cose ci sono, c'è Ma ginnastica, correre, crudine, collo, Ma quale muscole. attrezzatura preferisci? Non lo so. Per fare la ginnastica, in da palestra. Ma cosa vorresti modificare del tuo corpo? Cosa ti piacerebbe? Mio corpo,
Vabbè, come sedere stai bene, come sedere stai benissimo. Tutto benissimo. No, solo sedere, tutto. T'ho visto in palestra e tu avevi una calzamaglia aderentissima nera. E tu dici, A pantaloncine. no, che pantaloncini, proprio non ce l'avevi i pantaloncini, solo sta calzamaglia, era un po' troppo. Com'era? Che colore era? Era affascinante, fucsia. Fucsia. Bello fucsia, faceva delle forme, delle cose. E chi fa macera? E ti guardavano tutti i maschi che stavano lì tutti sudati, sporchi, tutti che ti guardavano. A e me. si spalavano. I sura ci scolavano con già molto. Esatto, e tu ci hai detto, ma che volete voi? Ma che volete? Voi la persona seria, La io persona non seria. voi che state qua a fare. Una persona vera, Che? io sono così. Chi? No, vero? Sì, sì. Quindi ti farai vedere la prossima volta in tuta. Sì, sì. Benissimo. Allora, quindi, alla prossima volta. Chiudiamo qui questo nostro sesto appuntamento del TG Sat. Grazie a tutti per la visione, arrivederci da Rosalba, da Maria e da Grazie dell'ospitalità dal signor Denaro. Primo Denaro. Primo Denaro, non secondo. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima, ciao! Ciao a tutti.